E a proposito di crescita, chi è cresciuto in Città Vecchia è stato proprio il professor Antonio Fornaro. Buongiorno professore. Buongiorno a voi e auguri per questa vigilia di Natale e per Natale e tutte le prossime feste messe in calendario. Professore, e allora tu sei uno dei più grandi esperti di tradizioni tarantine. Cosa si fa alla vigilia, cosa si faceva alla vigilia di Natale? Allora, della vigilia di Natale si faceva, ma non lo so quanti lo faranno questa sera, il cenone della vigilia di Natale. Era un cenone particolare perché era a base tutto di pesce, c'erano 38 portate, pensate. 38 portate! Alla 38 portate fra quello che oggi si chiama antipasto, ma nella ricetta originale dice t'apre lo stomaco che ti fa scazzare l'appetito, era questo il detto che riusciva a antipasto. Poi c'erano tanti antipasti, tutti a base di frutti di mare. Poi c'era un soprataula che adesso non c'è più, cioè sulla mensa si mettevano salsiccia piccante, provolone piccante, frutta secca, perché ognuno poteva prendere quando e come voleva. C'erano 2 primi, 10 secondi, frutta fresca, dolci. E poi professore, ma eravamo una città ricca? No, non eravamo una città, bravo, sono contento di questa domanda. Eravamo una città povera, perché anche nella povertà si può produrre ricchezza, perché erano tutti prodotti che costavano a noi poco. Comprare i frutti di mare era alla portata di tutte le tasche, anche di chi ogni giorno non aveva la certezza di poter accendere la cucina e preparare un piatto caldo, perché era così. Adesso i tempi sono mutati. Le anguille e i capitoni a 40 euro al chilo, si devono far benedire, ecco, se così possiamo dire. E quindi no, era così. E poi per le bevande, mica si diceva le bevande, si diceva chiarenza, cioè appunto per rendere chiaro tutto quello che ecco, uno... perché mi chiedevo quale fosse il significato. Significa appunto per rendere chiaro. E poi una particolarità, questo di questa sera che iniziava alle 18 e terminava assolutamente entro le 22, poi spiegherò perché entro le 22. Quindi durava 4 ore, 5 ore durava questo cenone. 4 ore. E si chiamava Ostrafuec. Sì. Ostrafuec. Invece gli altri cenoni, quello della vigilia dell'Immacolata e quella prossima a venire di Capodanno, si chiamava Sgranatorio, perché non c'era limite, si poteva terminare quando si voleva. Qui invece c'era un termine. Qual era questo termine? Alle 10, perché che cosa accadeva? Anche qui una tradizione purtroppo cancellata, nelle famiglie dove si faceva il presepe ci si riuniva e si andava tutti giù al portone di casa, si metteva la statuina di Gesù Bambino nelle mani di Gesù Bambino, si salivano le scale con le candele accese e con le stelle filanti e si deponeva Gesù Bambino nella grotta, e poi tutti di corsa in chiesa ad ascoltare non una ma 3 messe, perché una volta le messe di mezzanotte erano 3, per cui si faceva le 2 di notte, si rientrava e si stava svegli, perché dopo le 2 di notte dalla chiesa abbattuta della Trinità, dove oggi ci sono le colonne doriche, del Tempio dorico, e muoveva la processione di Gesù Bambino, una processione bellissima accolta da tutta la città. Tutti mettevano le coperte, mettevano le luci, accendevano le stelle filanti, era un trionfo e procedeva molto lentamente. Professore, ci dobbiamo fermare per 2 minuti di pubblicità, ci risentiamo fra 2 minuti per continuare questo bellissimo racconto sulle tradizioni natalizie tarantine. Ok, ci sentiamo. Tra 2 minuti. In linea? Sì, puoi restare in linea, professore, sì. Sì, sa. Professore, eravamo rimasti a Gesù Bambino nel presepe.
Gesù Bambino nel presepe, e poi si correva in chiesa, perché come dicevo erano 3 le messe che si celebravano. Ma perché 3 messe? Perché 3 messe, professore? Perché sono rimasti ancora nella liturgia queste 3 messe, solo che adesso vengono scandite nel corso poi della giornata di Natale, ma bisognava celebrarle tutte e 3 la notte di Natale. Era una cosa particolare, questo prima della riforma dell'ordo liturgico e del Concilio Ecumenico Vaticano II accadeva. Dicevo della processione, una processione che veniva seguita dai pescatori che arrivavano con le barche cariche di pesce che avevano pescato, ma non si preoccupavano di svuotare le barche cariche del pescato. Si mettevano attorno a Gesù Bambino e facevano da scorta alla processione, che arrivava, pensate, a mezzogiorno, dalle 2 di notte a mezzogiorno in Piazza Castello, e qui c'era un trionfo, perché venivano librate nel cielo 50 mongolfiere grandissime che neggiavano. Sì, era uno spettacolo unico, veramente eccezionale. Ma in che anni siamo, professore? Questo è delle 50 fino agli anni 30-40 del secolo scorso, però Don Luigi Liuzzi, che è stato parroco al Carmine, volle riprenderlo intorno agli anni 70, sempre del secolo scorso, questo evento delle mongolfiere, riducendole di numero, però poi non ci fu un seguito ed è morta lì. Era una bellissima tradizione, c'erano tutti i tarantini, io ancora conservo le foto di una Piazza Castello che non ho mai vista così, nemmeno quando venne il Presidente della Repubblica a Taranto Gronca ad inaugurare il ponte girevole. Nemmeno allora, era una cosa spettacolare. Si suonava la pastorale tarantina, il Torna Natal, e poi si correva alle case, perché alle case si doveva mangiare. Ma dopo tutto quel cenone ancora volevi mangiare? Siamo arrivati al pranzo di Natale, siamo arrivati allora. Il pranzo di Natale, tutto a base di carne, e qui c'era quindi la sera prima, quindi il cenone della vigilia era a base di pesce, invece il pranzo di Natale è a base di carne. Ma con l'antipasto sempre doverosamente di frutti di mare, di frutti di mare che non potevano e non possono mancare. E poi la cosa bella era che la nonna mia, nonna Santa, dico io, la mamma di mia mamma, diceva: queste 2 sedie non si toccano, metteva 2 sedie in più, ed erano le sedie per gli zampognari, perché lei sapeva che ogni anno sarebbero venuti a bussare alla porta, e per loro non riservava dei soldi oppure un piatto da portare, no, li voleva a tavola con noi, e noi mangiavamo con gli zampognari, e in questa atmosfera incantata, là dove c'era il grande presepe che si preparava nella casa della nonna, c'era il rituale della letterina sotto il piatto, che non si fa più, che ci facevano scrivere le nostre maestre, e io ricordo la prima letterina, la scrissi scisacchiando, perché non potevo già saper scrivere a 3 anni, però avevo buona memoria, una memoria tale che, pensate, adesso ne ho quasi 81, a distanza di tanti anni ancora la ricordo, la poesia che diceva: Gesù Bambino, col tuo ditino metti un fiore nel mio cuoricino, fiore azzurro di bontà, benedici sempre la mia mamma e il mio papà. Scattava l'applauso e la mancia, arrivava la mancia, professore. No, e poi no, mancia niente, e dicevano i commensali al mio papà, che si chiamava Cadaldì, calete mo, cioè, professore, con questo ricordo bellissimo ci salutiamo. Un caro abbraccio, tanti carissimi auguri di buon Natale. Auguri a voi per questa bella iniziativa che arricchisce l'informazione a Taranto anche a livello televisivo,
quando avete bisogno sapete dove e come trovarvi. Auguri e verremo a trovarti spesso, professore. Grazie e buon lavoro a voi e buon Natale a tutta la redazione. Grazie professore, simpaticissimo il professor Antonio Fornaro, e siamo arrivati alla conclusione di questa puntata prenatalizia di Buongiorno Taranto. Enzo Ferrari vi saluta, e come vi salutano anche Piero Caffio dalla regia, insieme a Michael Schino, che nel frattempo ha divorato tutto il panettone che aveva portato stamattina. Grazie per l'attenzione e buona vigilia a tutti.